Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento con Parliamone. La trasmissione di oggi ha un titolo molto particolare, si chiama Tu sei mio padre. Entriamo nella sfera delicatissima dei rapporti familiari, interpersonali e lo faremo con un ospite, ma prima do il benvenuto a Don Bucolo. Grazie. Perché abbiamo pensato a questo termine, tu sei mio padre? È un'affermazione molto forte, molto importante. È un'affermazione molto forte, soprattutto in un tempo in cui, posso ben dire, siamo orfani di padre. Io sono stato 5 anni in missione in Africa, avevo lì un orfanotrofio di circa una cinquantina di bambini malati di AIDS, quindi senza padre e madre, quindi orfani nel senso così come lo intendiamo, ma posso ben dire oggi nella nostra società tanti giovani, tanti ragazzi, tanti fanciulli, tanti bambini sono orfani di una figura maschile che è presente fisicamente, magari c'è in casa, magari lavora, magari impegnato in tante attività, però totalmente assente nella relazione. Viviamo in un tempo di crisi della paternità, perché allargo anche il discorso, la crisi della paternità è anche la crisi delle istituzioni, la crisi dell'autorità, posso anche ben dire la crisi della Chiesa, perché anche la Chiesa rappresenta un'autorità, un'istituzione, anche la crisi della figura del sacerdote che ricorda la paternità di Dio. Perché questo? Le motivazioni sono tante, ma principalmente oggi viviamo in un tempo, uso il termine di delirio di onnipotenza. Cioè io mi faccio da me, io mi costruisco da me, quindi il padre in fondo è colui che mi ricorda la realtà, i limiti, perché noi lo sappiamo che siamo limitati, lo sappiamo che abbiamo dei confini. Faccio un esempio: se io guardo il mappamondo e voglio riconoscere l'Italia la riconosco dai confini, questa forma di stivale. Allo stesso modo noi siamo noi stessi, perché i nostri limiti, i nostri confini dicono chi noi siamo. Il padre ha questa funzione qui. In realtà, quindi, la crisi della paternità diventa la crisi della nostra identità personale. E per questo dedicare una puntata a Tu sei mio padre diventa importante, perché ci aiuta ad affrontare questioni in un'ottica magari non sempre comune, non sempre molto presente, e che ci aiuta ad approfondire ancora nella realtà umana. Quindi il termine tu sei mio padre è una relazione così forte, riconoscere questa figura che esatto. Non solo familiare, ma stiamo allargando anche un po' il discorso a livello sociale. C'è questa tendenza ad essere noi egocentrici, tutto ruota attorno a noi, quindi è difficile riconoscere nell'altra persona, a maggior ragione se perfino è il nostro padre, papà. Esattamente. È difficile riconoscere l'autorità in un certo senso, esatto. Anche se non stiamo parlando proprio di autorità, ma di figura che deve farci riconoscere come figli e anche i nostri limiti. Però mi piace sottolineare che la paternità indica l'autorità nel senso di autorevolezza, perché noi chiaramente quando parliamo di autorità in una società libera, in una società in cui noi dobbiamo fare quello che sentiamo di fare, quello che vogliamo fare, quindi già la parola autorità magari in questo studio potrebbe sembrare quasi una parola anacronistica e disturbo. In realtà la parola autorità, dal latino augere, l'autorità è colui che ti aiuta a crescere, colui non che ti annulla, non che ti sta fermo, ti blocca, ma colui che ti porta verso l'alto, verso le cose grandi. E questo è il motivo per cui ho invitato in questa... Ecco, sveliamo il nostro ospite, gli diamo il benvenuto. A Gaetano Pellegrino, che ho invitato caldamente a farci dono anche della sua storia e anche dell'affermazione Tu sei mio padre. Cosa è accaduto nella sua vita quando è riuscito a dire tu sei mio padre, ancor prima di pronunciare questa affermazione? Esatto, è un percorso questo, soprattutto per chi
come me, come tanti giovani magari della mia età, attraversa delle fasi differenti nella relazione col padre. Almeno a me è successo così, che il papà della mia infanzia, che si chiama Giovanni, quindi ve lo dico già dall'inizio, ecco, è un papà supereroe, cioè il papà che ti fa vivere le avventure, il papà che è presente, il papà che è forte, che è tosto, e che mi lascia in eredità, almeno a me personalmente, l'amore per l'avventura, l'amore per la campagna, quindi la natura come un luogo in cui ci si ricarica, e la fede, perché in qualche modo mio padre, nel suo modo semplice di pregare, di portarci a messa la domenica, di invitare gli amici del gruppo di preghiera, per cui io da piccolo vedevo queste riunioni, gente che pregava e poi si divertiva, mangiava insieme, si stava bene insieme, in qualche modo, senza raccontarmi e parlarmi, farmi delle prediche, lui mi ha trasferito per contatto, ha seminato dentro la fede in me. Però, almeno a me è successo questo, la fase adolescenziale di maturità è invece stata una fase di grande scontro con la figura paterna, proprio per quel discorso che diceva prima Don Salvo, cioè non riconoscere, non cominciare ad accettare i limiti che tuo padre ti imponeva, ma soprattutto dematerializzare quell'ideale di padre che mi ero costruito nell'infanzia, per cui gli vedevo tutti i limiti e i difetti. Quindi da un papà supereroe simpatico che lo portava in giro e che faceva vivere l'avventura, nel suo immaginario questo papà è diventato un papà che invece le vietava alcune cose. Sì, no? sì, non solo questo, ecco. Era anche un uomo con ovviamente i limiti e difetti che io vedevo pian piano che crescevo e che mi rendevo conto non avrei voluto portare nella mia vita. Parlo della relazione con noi figli, parlo della gestione delle vacanze, parlo della relazione fra mio padre e mia madre, della relazione che lui aveva col lavoro, quindi diciamo che a un certo punto lei criticava suo padre. Assolutamente sì. Non considerava consoni certi suoi atteggiamenti, certe sue scelte. Esatto, sì. Quasi non riconoscere quell'autorità, ecco, di cui parlavamo prima nella mia vita. Però due eventi principali, ecco, della mia vita, ecco, fino adesso, che sono il mio matrimonio e la nascita delle mie figlie, hanno totalmente ribaltato la mia visione della vita, perché se nella fase precedente di contestazione io mi vedevo giovane in crescita, tante possibilità lavorative, la possibilità di crescere nella relazione con la mia fidanzata e quindi magari improntare il mio matrimonio in modo diverso rispetto a quello che avevo visto fare i miei genitori, poi arrivi alla realtà, ti sposi, nascono le bambine, nel mio caso 2 bambine, e ti ritrovi pieno di limiti, difetti, non sei quel padre perfetto che immaginavi, neanche quel marito perfetto, perché vedi che la relazione ha bisogno di essere curata e non sempre riesci, vedi che i figli, anche tu devi dire dei no, e loro non sono di certo contenti, li limiti, sai che lo fai per il loro bene, ma tutto questo mi ha fatto ritornare indietro e mi ha fatto ripensare alla figura di mio padre, la sua paternità nei miei confronti, perché grazie alla fede, ecco, che un po' avere uno sguardo di fede sulla propria vita aiuta a guardarsi, almeno a me ha aiutato a guardarmi nella verità. Mi sono reso conto che effettivamente io, quasi idealizzando mio padre e poi contestandolo, non gli avevo lasciato la possibilità di esprimersi nella sua umanità, limiti e difetti che ho visto in me e che aveva anche lui. Quello che mi sono chiesto è perché non gli ho lasciato allora essere quello che era, semplicemente. Ma questo suo, nella fase in cui non accettava, diciamo, suo padre, c'erano degli scontri, verbalizzava questa sua... Sì, diciamo che... Quindi, diciamo, in un certo senso suo padre ha accolto questo suo dissenso nei suoi confronti? Sì, l'ho accolto e sono sicuro che è qualcosa che... E ne avrà anche sofferto, immagino, perché è stato un papà che non si sentiva capito. Sì. Poi però lei è diventato padre e quindi a quel punto ha capito... Ho capito... la difficoltà di essere assolutamente padre. Sì. Le difficoltà, i limiti sono emersi tutti, cioè ma anche essere diventato marito, quindi prendere seriamente la relazione con mia moglie e quindi crescere in questa relazione. Anche lì ci ho riscontrato quei limiti che avevo un po' visto nei miei genitori e che magari quando nella fase precedente avevo detto sicuramente riuscirò a superare questi limiti che ho visto in loro, io sarò diverso, sicuramente ho una consapevolezza diversa, ma molti limiti me li ritrovo, ecco, sulle spalle. Quindi c'è stata la svolta. Assolutamente sì.
è un riavvicinamento ai miei genitori, anche fisico perché siamo ritornati io e mia moglie poi in Sicilia, e non solo fisico ovviamente, quindi emotivo e affettivo e tutto il resto. Padre Bucolo, come possiamo commentare questa, che credo sia molto comune, questa esperienza dei figli che si ribellano, che non comprendono le direttive dei genitori, Esatto. che non accolgono, che vogliono essere liberi di fare quello che pensano, quello che vogliono. Quindi questo senso di ribellione in una fase dell'adolescenza c'è sempre. Esatto, infatti io non disprezzerei questa fase della nostra vita di ribellione e di mettere in discussione tutto, perché fa parte della nostra crescita. Tante volte noi pensiamo, un padre pensa di aver fallito, perché vede un figlio fare proprio tutto l'opposto che un padre magari ha indicato, no? In realtà questa ribellione, questo mettere in crisi aiuta il figlio a comprendersi, a capire chi è, perché è normale, un figlio all'inizio sogna, idealizza, magari tante volte ed è normale, ci sta, io non farò mai tutto ciò che ha fatto mio padre, io sarò diverso da mio padre. Che succede? Ed è l'esperienza di Gaetano, nel momento in cui lui si trova poi concretamente a fare il padre e il marito, Cambia atteggiamento e cambia perché entra rivede un po' nella tutto. realtà. Esatto. Ecco, l'entrare nella realtà ci richiama a quel discorso iniziale che abbiamo detto dei limiti, perché la realtà ti mette i piedi a terra, la realtà ti costringe, tra virgolette, a capire che non tutto puoi fare, non tutto ciò che vuoi fare è opportuno che tu faccia, ma devi vivere nella realtà e in quella realtà comprendi come costruire la tua paternità. Quindi avviene una cosa, possiamo dire, straordinaria, che diventa anche importante. Ritrovo mio padre quando anch'io divento mio padre, quindi un rapporto, potremmo dire, quasi tra pari, che aiuta a scoprire cambia l'ottica, cose totalmente diverse. Ci fermiamo per qualche istante per la pubblicità, ritorniamo e parleremo di questa relazione padre-figlio. Tu sei mio padre, è il titolo della nostra trasmissione, ma cercheremo di capire anche questa relazione alla luce della fede. A tra pochissimo. Gaetano ci sta raccontando la sua vita, la sua storia, la sua relazione con suo padre. C'è stato un momento che poi è riuscito a dire tu sei mio padre con chiara convinzione. È stato un bambino che prima aveva idealizzato il papà, poi nella fase più adolescenziale, crescendo, lo ha invece fortemente criticato, non condivideva anche la relazione che poteva avere con la mamma, quindi con la moglie, certi atteggiamenti, certi limiti, però poi è diventato papà Gaetano e quindi a quel punto è riuscito a comprendere di più suo padre. Cos'è avvenuto poi ad un tratto? Sì, diciamo che c'è stato un momento specifico nel quale ho riconosciuto chiaramente con la paternità di mio padre. Questo momento è, dico momento fra virgolette perché è durato 3 anni e mezzo ed è la fase in cui, che ha portato mio padre a nascere in cielo il 24 ottobre del 2023. Ha avuto una lunga malattia durante il decorso della quale ho avuto modo di sperimentare la sua paternità. Cosa in particolare? Sicuramente la potenza del sacramento del matrimonio, perché ho fatto esperienza della loro relazione, di una relazione fra mio padre e mia madre che è rinata. Mia madre si è presa cura di lui fino all'ultimo respiro. Le condizioni cliniche erano tali per cui lui è potuto rimanere in casa e mia madre ha fatto tutto da sola, piccoli aiuti da parte dei figli, ma se ne è presa cura totalmente. E mio padre ricambiava nella sua difficoltà, era sempre una spalla, un conforto, un dialogo, cioè era sempre lì per mia madre. E in questo ho rivisto, ecco, rinascere proprio grazie, secondo me, alla grazia appunto del sacramento, la loro relazione.
E poi mio padre è sempre stato un tipo allegro e spiritoso, e non mancava mai di fare quella battuta anche se durante la malattia, anche quando finiva la chemioterapia. Lo andavamo a prendere, allora adesso andiamo a mangiare pesce. Insomma, aveva sempre quella battuta di spirito anche che ci confortava. Ha cercato di non farvi pesare più di tanto la sua malattia, che poi è entrata in fase terminale, tant'è vero che suo papà lei lo ha perso. Cosa c'entra in tutto questo però la fede, Don Bucolo? Io penso che... Gaetano ha accennato, dice, ho capito la potenza del sacramento del matrimonio, perché una coppia molto affiatata, una coppia che va bene, che si ama, la moglie o il marito non fanno le stesse cose nel momento del bisogno di una malattia. Ma infatti, ecco perché il sacramento è così. Ma infatti io non metto in dubbio che una coppia sposata civilmente o convivente possa veramente amarsi, quindi non mettiamo in dubbio un amore umano che ha una sua bellezza e una sua verità. Qui si parla del sacramento del matrimonio perché c'è una grazia, ed è questa grazia sacramentale che aiuta ad amare, ma soprattutto ad accogliersi alla maniera di Cristo. Che significa, in questo caso nella storia di Gaetano, che la fede aiuta a far sì che quella croce, quella sofferenza terminale, non è una sofferenza solo personale, o non è una sofferenza che io sono ingrato a portarla avanti perché magari sono uomo, sono forte, per far vedere che cosa mostro, ma è una sofferenza che è partecipazione alla sofferenza di Cristo. Cioè in quel momento, in quel corpo sicuramente divorato dalla malattia, non c'è solo il corpo di mio padre, c'è anche il corpo di Cristo, quindi una condivisione che non è spirituale ma è fortemente carnale, quindi potrei dire che in quelle ferite, in quelle piaghe ci sono le piaghe di Cristo, quindi la fede ci aiuta a fare esperienza di una prossimità, di una vicinanza di Dio straordinaria. Noi siamo più propensi a pensare Dio in cielo, ma Dio perché non mi aiuta, Dio perché magari poteva evitare che ci fosse questa malattia, quindi il Dio che deve risolvere i miei problemi, quando in realtà il Vangelo ci presenta tutt'altro un volto di Dio, un Dio sulla croce in cui qualcuno gli dice: ma se tu sei Dio, se tu sei veramente figlio di Dio, perché non salvi te stesso e anche noi? E la risposta, che è agghiacciante, sebbene la conosciamo bene, è il suo silenzio e il suo sì alla morte in croce. Significa allora che la nostra fede ci porta a spezzare, a frantumare quella visione di Dio di cui tutti purtroppo siamo un po' ingannati, e avere una visione di Dio alla maniera di Cristo, in cui in quella sofferenza Cristo se n'è fatto carico già 2000 anni fa sulla croce. Potrei dire, e non penso dire una cosa un po' strana, su quella croce, su quella sofferenza c'era già scritta la sofferenza del padre di Gaetano. So che dico cose infinite che uno con la mente e il cuore smarisce, ma appunto stiamo parlando di fede. Gaetano ci parla della ribellione di un figlio nei confronti del padre, poi l'aver trovato la fede proprio quando vede questo padre sofferente, malato, la riscopre ancora prima quando da figlio diventa a sua volta padre. Ma quante volte ci si ribella alla figura del padre, di Dio, quando c'è qualcosa che non va, quando c'è una sofferenza, un dolore? Ecco, Gaetano ha reagito con la sua fede e in suo padre ha visto anche le sofferenze di Cristo, ma quante volte ci si ribella, ecco, alla figura di Dio Padre che consente, permette certe cose. E io dico che ben venga la ribellione nei confronti di Dio. Noi a volte pensiamo che il ribellarci a Dio sia una cosa che non bisogna fare assolutamente, quasi quasi una mancanza di rispetto nei confronti di Dio, quando la ribellione diventa la via maestra per fare esperienza reale di Dio. Perché noi tante volte siamo abituati a un'idea di Dio che deve risolvere i nostri problemi. Perché Dio non ha fatto questo? Io dico, ha ragione, è normale, ma in realtà Dio è quel Dio che noi abbiamo sulla croce, a cui qualcuno ha detto: ma se tu sei Dio, se tu sei figlio di Dio,
perché non salvi te stesso anche noi? E la risposta di Gesù Cristo è agghiacciante. Lui in silenzio muore sulla croce. Quindi potrei dire la novità nostra è un Dio che condivide pienamente la nostra vita, un Dio che entra nel tunnel della nostra vita. Quindi mi piace pensare la nostra vita cristiana come un tunnel, un vero e proprio tunnel, di cui tante volte, e ci può stare, non vediamo l'exit, l'uscita, ma sappiamo che quel tunnel ha sempre una fine, ha sempre un suo ultimatum. E in questo San Paolo dice una cosa straordinaria, che per quanto ci possono essere le doglie, i gemiti, le doglie del parto, questo poi porta a una cosa che è la vita eterna e la resurrezione. Quindi sono fermamente convinto che la ribellione è la via maestra per incontrare il Signore. Io ad esempio non è molto bella una parola che tante volte noi cristiani diciamo: no, ti devi rassegnare, la santa rassegnazione, una madre che perde un figlio, va bene, poi ti abituerai, poi ti rassegnerai. Come fa una madre a rassegnarsi? Una madre si ribella, una madre chiede luce a Dio. Se noi vediamo la Bibbia è piena di grido a Dio. Quante volte nella Sacra Scrittura vediamo un popolo che grida a Dio, in quel grido stranamente incontriamo il Signore. È strano ciò che dico, ma se un cristiano non grida, forse non avrà mai incontrato il Signore nella sua vita. Perché se grida c'è una relazione con Dio, quindi esatto, Dio esatto, si farà presente nella esatto, vita di quella persona. Tutta la Scrittura, tutte le volte che il popolo di Dio, o ad esempio delle figure bibliche come Giobbe, grida, Dio si rivela. Non è un abacadabra, è un'esperienza concreta, reale. Il problema è che i cristiani non gridano perché forse non credono, e però perché forse sono abituati a una fede fai da te, a una fede di un Dio miracoloso, ma che alla fine non risolve mai i loro problemi. Un Dio jukebox. Esatto. Metto la monetina, prego e il Signore ci fa la grazia. Non è sempre così, non funziona così. Un Dio tappabuchi come Bonhoeffer, che è un teologo protestante, amava chiamare. C'è un buco, lui risolve quel buco, quando in realtà ci accorgiamo che tutti i buchi della vita il Signore non li ha risolti, non li ha riempiti, ma ha fatto una cosa nuova, ha fatto una cosa diversa. Gaetano, in conclusione, quindi questo suo rapporto, lei ha perso il papà. Sì, ci tengo a dire, ecco, proprio perché ne parlavamo, che nonostante abbiamo pregato fino alla fine e lo abbiamo accompagnato in preghiera, anche noi abbiamo gridato a Dio. Ecco perché non ti rassegni all'inizio, hai bisogno anche tu di fare un percorso interiore per capire anche cosa ti ha lasciato, cosa ti ha mostrato e cosa ha seminato dentro di te e cosa ti porterai davanti, cosa ti porterai, ecco, dentro di tuo padre e cosa potrai lasciare ai tuoi figli anche, del nonno. La cosa più bella forse, parafrasando un po' San Paolo, è che lì dove mio padre è stato più debole si è mostrato più forte. Un ultimo episodio che conservo nel mio cuore, che condivido, è stato che con le sue ultime forze la mattina nella giornata in cui poi è nata in cielo ci ha lasciato 3 baci, uno per ogni fratello. Sono state le ultime sue forze dedicate a questo. E allora sì, è lì dove siamo più deboli, forse veramente siamo più forti, se rimaniamo nel Signore, ecco. 3 baci, proprio così, fisicamente? Fisicamente, sulla guancia, ciascuno di noi. Ha avuto la forza di sollevarsi e di darli a ciascuno di noi. Ecco. Di salutarvi così? Di salutarci, sì. Quindi sì. si sono lasciati con un bacio, Don Buco? La potenza dell'amore e della fede di quest'uomo che sa che sta lasciando i suoi figli. Esatto. Quindi vediamo che la fede fa vivere esperienze, relazioni umane, figlio-padre, in modo reale e autentico. Ecco, la fede dà dignità, dà bellezza a ciò che è tragico, a ciò che è inaudito, a ciò che giustamente sembra paradossale, dà una sua bellezza, una sua autenticità, e questo è il motivo anche perché Gaetano si trova a dire cose importanti sul tu sei mio padre, perché ha sperimentato nella sua storia il senso grandioso di chi è mio padre, il padre che mi aiuta a sperimentare la bellezza della mia vita. Grazie Don Bucolo, grazie a Gaetano Pellegrino per aver condiviso con noi e fatto conoscere ai nostri spettatori la sua esperienza di figlio e poi di padre. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.